2.600.000 mascherine. Sono quelle sequestrate dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo lungo la statale Romea a Chioggia. A trasportarle un auto articolato con targa polacca che aveva nel bilico 1.300 cartoni di dispositivi chirurgici, tutti di fabbricazione cinese con falsa marcatura. E all'esito di specifici accertamenti sulla corretta apposizione della marcatura CE è emerso che i dispositivi non erano mai stati testati e quindi non garantivano la rispondenza agli standard qualitativi e di sicurezza previsti a livello europeo. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di scoprire che la merce era stata sdoganata in Olanda ed era destinata a una società con sede a Roma, riconducibile a una persona di nazionalità cinese che, una volta contattata, non è stata in grado di fornire alcuna documentazione tecnica di accompagnamento della merce. Dispositivi classificati di tipo 2 e quindi utilizzabili anche da parte degli operatori sanitari erano diretti a una società con sede a Roma e vendute sul mercato al prezzo unitario di 50 centesimi avrebbero fruttato 1.300.000 euro. Il carico è stato interamente sequestrato e l'importatore denunciato.